un mix era messo a posto. Allora, è chiaro per tutti l'oggetto della mattinata. È un incontro, abbiamo detto, organizzato dalla nostra scuola, ma soprattutto organizzato dalla cooperativa Il Ponte. Il Ponte, che è una rivista che arriva nelle nostre case, no? Io non sono di Codrepese come origine, ma da decenni Il Ponte entra nella mia famiglia e insomma è un momento importante per capire cosa succede nel territorio del Medio Friuli. Abbiamo organizzato quindi un'attività che pone in contatto la nostra scuola con alcune realtà produttive del territorio, ma si presenteranno da loro. Prima di tutto la parola alla dirigente, per il suo saluto, passa il presidente. Buongiorno a tutti, io do il mio più caloroso benvenuto ai nostri ospiti, ringraziandoli per aver accettato l'invito a partecipare a questo incontro, reso possibile, come diceva poco fa il professor Saccomanno, grazie alla proficua opera di promozione svolta dalla rivista Il Ponte, una rivista che so che quest'anno festeggia i 50 anni di attività, quindi approfittiamo di questo incontro proprio per ringraziare questa rivista per l'importante opera al servizio del territorio, no? Per promuoverne la conoscenza e svolgere un servizio di informazione a favore della collettività. Una rivista, tra l'altro, verso la quale la nostra scuola ha un particolare debito di riconoscenza, sia per lo spazio e la visibilità che ha sempre concesso alla nostra scuola, quindi un modo per farla conoscere al territorio, ma anche per la collaborazione che ha sempre assicurato, promuovendo iniziative rivolte a voi ragazzi e anche rendendosi disponibile per attività di formazione nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali dell'orientamento. Ringrazio ovviamente le aziende, le imprese che hanno accettato di essere qui oggi presenti e che avranno modo di far conoscere le loro realtà economiche e produttive e anche di far conoscere a voi ragazzi i profili professionali che potrebbero trovare impiego all'interno delle loro aziende. Quindi ritengo che la scelta delle imprese che sono state invitate offra l'opportunità di dare uno spaccato dei più importanti settori, ecco, della realtà economica e produttiva di questa area del territorio, e quindi potrà offrire spunti di riflessione per gli studenti di tutti gli indirizzi e spunti di riflessione sia per quelli di voi che riterranno appunto di cercare un inserimento immediato nel mondo del lavoro dopo il diploma, sia di quelli invece che riterranno di continuare i propri studi. Mi auguro appunto che momenti analoghi a quello che oggi appunto stiamo proponendo possano venire estesi anche ad altre classi del triennio, proprio appunto tenendo conto dell'importanza sempre maggiore che viene dato all'orientamento, che oramai non viene ritenuto un momento da limitarsi ai passaggi di ciclo o all'uscita dalla scuola secondaria, ma deve essere inteso appunto come un percorso che accompagna
la vita dello studente da quando entra nella scuola, quando esce, come modo proprio per consentire a voi ragazzi di riuscire a conoscere meglio voi stessi, le vostre inclinazioni, le vostre aspirazioni, quindi aiutarvi poi a arrivare alla fine del vostro percorso per fare una scelta consapevole, perché informata, perché guidata. Ecco, ma io non voglio dilungarmi oltre, quindi cedo la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Elena Donada, insegno anch'io, ma soprattutto oggi sono qui perché ho il piacere di presiedere la cooperativa editoriale Il Ponte. Non ho la stessa età del Ponte, ma quasi. L'ho visto crescere anch'io attraverso le nostre famiglie, le mie famiglie e quelle di altri ragazzi che come me hanno avuto i genitori che hanno fatto questa brillante scelta di mettersi insieme per creare qualcosa di nuovo. La creatività, l'impegno, la fantasia. Ecco, ci siamo messi a pensare che cosa potevamo offrire ai ragazzi del nostro territorio. Potevamo pensare a tante cose, ma forse la cosa più incisiva era questa: metterli in contatto con persone che erano a loro volta in contatto con noi per diverse ragioni, le aziende, chi lavora sul territorio. Voi avete bisogno di sognare, ma di pensare che il vostro sogno a volte è qui, vicino a voi, sono realtà accanto a voi, che vi possono offrire la possibilità di realizzare voi stessi. Ed è un momento molto delicato, molto importante quello che vivrete, no? Quello di scegliere un passaggio che vi conduca poi a realizzare voi stessi. Allora quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi alcune aziende che presenteranno appunto le loro realtà. Nello specifico abbiamo Abaco Viaggi con Elsa Padovani come tour operator, direttore, direttrice tour operator, Banca 360 Friuli Venezia Giulia, che sarà presentata da Sandro Paravano e Ranieri Fiorito. Avremo anche la possibilità di conoscere Frappa Edilizia con Marco Grandinetti, che è responsabile delle risorse umane. Abbiamo poi PMP Industries con Alessandro Pozzo e Stefania Previtiero. E poi abbiamo l'Associazione Italiana Ricettività ed Accoglienza presentata da Barbara Drigo. Credo che siano tutte realtà nelle quali scoprirete c'è la possibilità di trovare posto e spazio per quello che sognate per il vostro futuro. E al di là di questo, in generale, potrebbe aprirvi la possibilità di riflettere su quelli che sono i lavori che anche altre persone, magari non voi, andranno a svolgere, quindi conoscerle significa capire la complessità di quello che vi circonda e capire dove e di cosa fate parte. Io vi ringrazio per essere qui e spero che questo sia veramente un incontro proficuo. Grazie. Bene, io chiudo il momento dei saluti e dell'introduzione. Buongiorno a tutti, io sono l'assessora alla cultura e all'istruzione del comune di Cotraico, ma qui sono anche insegnante dell'Inusio, questo mi rende particolarmente orgogliosa di essere qua. Porto i saluti da parte dell'amministrazione del nostro sindaco Guido Nardini, ma voglio soprattutto ringraziare la cooperativa del Ponte. Quest'anno compie 50 anni, è vero, è un grande traguardo, però la cosa bella che io personalmente ho molto apprezzato è che nel festeggiare questo compleanno loro si siano spesi per delle iniziative tutte appannaggio dei giovani, dai laboratori teatrali, agli spettacoli teatrali, ai concorsi nelle scuole, e oggi qui per un momento di orientamento secondo me veramente importante. Quindi grazie per queste idee che sono veramente molto spendibili oltre che molto generose. Voglio ringraziare anch'io le aziende che sono presenti, perché non è un ringraziamento di circostanza, ma secondo me sarà veramente molto importante essere qui per questi ragazzi che hanno tante ore di orientamento da fare e tante decisioni da prendere. In settimana con i ragazzi della mia quinta abbiamo riflettuto su un tema, un testo che parte dalle parole di una poetessa, di una grande poetessa polacca, Anna Ziembowska, che però
parla dell'ispirazione. L'ispirazione non è un privilegio solo degli artisti e dei poeti, dice la poetessa, è un discorso che lei ha fatto quando ha ritirato il premio Nobel, ma dice di coloro che hanno scelto consapevolmente il loro mestiere e lo svolgono con amore e con fantasia. Quindi delle parole insomma adatte veramente anche a voi. Buon orientamento e grazie ancora a tutti quanti. Grazie di cuore. Passo la parola a Mario Passon, che sarà la guida della nostra giornata e ci permetterà di collegare le varie aziende, le presentazioni delle varie aziende. Buongiorno ragazzi e ragazze, buongiorno professori e professoresse, grazie per l'accoglienza. Cerchiamo di fare 2 ore intense con voi e speriamo, crediamo, piacevoli. Ho qui con me un vostro compagno, Matteo, perché facciamo insieme la presentazione, che chiedo di restare fino in fondo. Allora, vogliamo cominciare? Sono anch'io un ex professore, per una certa età, però non avevo ragazzi come voi, ma avevo ragazzi un pochino più grandi, li prendevo a 19, poi li riprendevo poi a 22 anni, quando più avanti, insomma, che capite qual era il target, insomma. Allora, cominciamo dando valore a questa giornata. Io sono questo qua, Mario Passon, e parto da Piero Angela. Conoscete? Quark, Super Quark, tanto se non conoscete il film. Comunque Piero Angela è stato un grande divulgatore scientifico. Leggo le prime 3 righe. Il miglior investimento, si rivolge ai genitori, è mettere i soldi nel cervello dei figli. I vostri genitori stanno mettendo i soldi nel cervello vostro, nello sviluppo della loro intelligenza, delle loro capacità di essere creativi, competenti, adatti al mondo che si sta aprendo. Qual è il mondo che si sta aprendo? Lo vedete anche voi, non è il mio. Intelligenza artificiale, non solo quella. Chiedo a Matteo però di darci un ulteriore valore, prendendo sempre spunto da Piero Angela, a questa giornata. Sentite cosa dice Piero Angela. Questo l'ha scritto, mi pare, se non ricordo male, Quark Economia del 72. Andare verso il futuro è infatti come entrare in una terra ancora non esplorata, di cui non si conoscono le strade, le difficoltà, gli imprevisti. Si sa solo che bisogna essere pronti a ogni evenienza. Così come in foresta si parte con il cannocchiale, i viveri, il pronto soccorso e la bussola, analogamente sarà sempre più necessario entrare nel futuro con adeguate bussole e cannocchiali culturali, in modo da riuscire a orientarsi e percorrere le strade giuste. Detto in modo semplice, la scuola in definitiva dovrebbe insegnare a diventare intelligenti e anche pratici per potersi autogestire in modo valido, cioè fare in modo che, una volta che si è davvero dimenticato molto di ciò che si è imparato sui banchi, emerga però un cervello che è stato allenato a rispondere bene agli stimoli ambientali, che è capace di adattarsi e di affrontare in modo corretto i problemi, usando anche in modo costruttivo la creatività, intesa non come una pseudo-immaginazione, un po' allo sbando, ma come uno strumento per costruire ogni volta qualcosa di concreto. Bene, oggi il vostro zaino si riempie di questa esperienza. Cannocchiale, bussola, sentiremo 5 esperienze di imprese, riempite il vostro zaino, il nostro zaino, devo dirlo anch'io zaino, perché mi piace, ecco, dice qui allenato, bisogna allenarsi, ci si allena già a scuola. Mi alleno per risolvere uno studio di funzione, mi alleno per fare una traduzione di greco-latino, mi alleno per fare una torta, bisogna allenarsi. Però andiamo subito, come si dice, in medias res. Allora, cosa chiedono le imprese? Le imprese non ti chiedono necessariamente un macellaio piuttosto che un operaio commerciale, no, hanno
di esigenze specifiche. Questo ve lo dico perché quando in Camera di Commercio facevamo una ricerca sulle esigenze formative e professionali delle imprese e le imprese chiedevano questo. Leggo le ultime 2 righe. Area progettazione prodotti metalmeccanici, uso CAD, disegno meccanico, parziale, autonomia. Questa impresa chiedeva questo, non chiedeva un impiegato tecnico. Andiamo più in su. Io ho messo operaio qualificato, perché l'ho messo io, ma loro chiedevano un congegnatore meccanico che lavora nella linea di produzione e utilizzerà macchine utensili. Poi le codificavamo in un'altra maniera, che era questa. Un conto è la professione, ragioniere, chimico, macellaio, casaro. Un conto sono le figure professionali che chiedono le imprese, che sono queste. E un conto, attenzione, sono le competenze. Matteo ci ha già dimostrato la competenza, si è messo qui di fronte a 150 ragazzi, e di fronte a un pubblico. Noi non è abituato a essere interrogato in una classe di 20, 25, non di fronte a 150 ragazzi. E ha fatto un servizio perché io gli ho detto di leggere una roba e lui ha scelto le cose più importanti di questo capitoletto di Avanzo. Le competenze. Leggo, si intende la capacità di mettere insieme conoscenze, le cose. Voi sapete mettere insieme le cose, no? Siete cibernauti, cyber. Però quelle che avete acquisito in modo formale, quindi certificato, diploma, corso, inglese, competenze informatiche, in modo non formale, anche queste le esperienze di lavoro, stage, tirocinio, e quelle informali, cioè la vita quotidiana, le vostre caratteristiche. Chi di voi lavora nell'oratorio? Chi di voi fa volontariato nell'oratorio? Chi suona nella banda? Chi fa teatro? Insomma, svilupperete delle competenze che forse vanno bene a qualche azienda, o no? Andiamo avanti. Invece di andare avanti, vado indietro. Vabbè, qui salto delle cose perché sono le competenze ridotte più elevate, vi lascio le slide. Questa è una ricerca che viene automatica, che vi dicevo prima, quella che raccoglie i fabbisogni professionali delle imprese, che si chiama Excelsior. Il rapporto 2023 del Friuli Venezia Giulia è particolarmente interessante e chiede quali sono le competenze trasversali richieste. Beh, alcune di queste, anzi quasi tutte, le state sviluppando qua dentro. Cioè le capacità matematiche o di ragionamento matematico le state sviluppando qua dentro. Sapere esprimersi bene in lingua italiana la state sviluppando qua dentro. Adesso non parlo dei liceali, parlo di tutti. La mia esperienza di tesi di laurea erano tutte buone, le dico la verità, ma qualcuno faceva fatica a scrivere. Allora un conto è scrivere sulla rete, un conto è scrivere in maniera formale su un documento importante che sono le tesi di laurea. Non vi dico poi i compiti, i compiti scritti, io non facevo crocette, facevo compiti scritti. E quindi bisogna sapersi esprimere, usare le parole giuste. Andiamo avanti però. Va bene, vabbè, qui vi lascio i titoli che valgono, faccio veloce per lasciare spazio alle imprese. Però, scusate, io che vengo fuori da una certa formazione, vi propongo queste due letture per entrare nel mondo del lavoro. Allora, il primo è Primo Levi, la prima lettura è Primo Levi. Voi lo conoscete come? Se questo è un uomo, invece Primo Levi è un grande chimico, è un tecnico, oltre che essere scrittore. Allora, il libro che vi propongo si chiama La chiave a stella, ci racconta, ve lo propongo per la vacanza di Pasqua, si legge in un momento, non è tanto lungo, e racconta la vicenda di due tecnici che si incontrano, immaginate, là, all'estero.
Sono due tecnici, uno lavora nella potremmo dire in carpenteria metallica, quindi immagino al Cimolai, dai, e deve lavorare, e l'altro invece è un chimico, quindi che lavora in un'azienda chimica. Allora si trovano, parlano italiano in una mensa, immagino io, e quindi si raccontano le loro vicende, no? E questo tecnico dal Cimolai, che si chiama Pausone, in realtà la vita è del Piemonte, ma insomma, gli racconta le vicende, dei viaggi che ha fatto, insomma, dei viaggi di lavoro che ha fatto. Attenzione al linguaggio tecnico industriale che usa Primo Levi. Bellissimo. Ce n'è una a un certo momento che devono mettere in piedi, non dico cosa, e usa un linguaggio tecnico straordinario. Beh, a un certo momento questo Pausone dice: ecco, ti ho raccontato tutta la mia vita e tutte le mie vicende, e tu cosa ci fai qua? Io ho un problema, no? Perché abbiamo venduto delle vernici a questa impresa acquirente e le vernici non funzionano. Loro ci contestano tutto e non ci pagano. Come va a finire? È straordinario, me lo racconto. Perché il tecnico, quindi il chimico, va là per difendere la commessa che hanno vinto e che hanno consegnato. Insomma, quindi attenzione, quindi molto bella questa. Allora, io ve lo propongo, la chiave a stella di Primo Levi, così conoscete un Primo Levi un po' diverso. Per chi piace chimica, propongo anche il sistema periodico, che è tanto bello. E invece l'altro, chiudo il mio intervento con 3-4 righe tratto da Danza sulla mia tomba, che non è un libro macabro, ma di Aidan Chambers. Sono tutti, il sistema bibliotecario mi dice che questi libri sono tutti per ragazzi, in realtà sono per adulti. Allora si finisce così, con questa, ecco: dovrai deciderti in fretta, dice mia madre, è un ragazzo come voi questo qua, 16 anni, su quello che vuoi fare. Tuo padre pensa che non sia bene che ti gingilli tutto il giorno con niente da fare. Sai che ti ha detto di trovarti un lavoro temporaneo per tirare avanti fino a quando non avrai deciso cosa fare davvero. Allora questa frase finale, fino a quando non avrai deciso cosa fare davvero, è un po' la nostra strada. Stiamo cercando la nostra strada. Credo che oggi, ascoltando le 5 imprese, le persone che hanno le 5 imprese, impareremo un linguaggio nuovo, un modo di presentarsi. Attenzione, come si presentano queste 5 imprese. Impariamo a copiare. Io finisco qua perché sono le 10. 9:58, perfetto. Allora do spazio alle 5 imprese, cominciamo uno alla volta. Possiamo tenere qua, sì, io tengo qua cominciamo dalla dottoressa Elisa Padovani, direttrice tour operator di Abaco Viaggi. Mi lascia il posto? Bene. Buongiorno a tutti, io sono Elisa Padovani, direttrice del tour operator Abaco Viaggi, con sede proprio qui a Codroico, in provincia di Udine, e sono davvero orgogliosa di essere qui davanti a questa platea di giovani che hanno veramente davanti il futuro a parlare del nostro lavoro. Io posso dire, non me ne vorranno gli altri colleghi, che noi, secondo me, facciamo il lavoro più bello del mondo. Meno male. Perché? Perché facciamo il lavoro più bello del mondo? Perché noi ci occupiamo di viaggi. Noi facciamo viaggiare le persone e quindi andiamo a regalare veramente dei giorni di felicità a quante più persone possibile. E come lo facciamo? Lo facciamo organizzando appunto questi viaggi. Pensiamo che le persone, noi stessi, lavoriamo tutto l'anno per cosa? Per poi andare in viaggio, per andare in viaggio 1, 2, 3, chi può anche un mese di vacanza.
E a chi ci si rivolge? Ci si rivolge al mondo degli operatori del turismo, che di lavoro fanno questo, quindi pensate alla meraviglia. Noi soddisfiamo veramente quello che è l'aspettativa del cliente, e qui entro nel tecnicismo del nostro linguaggio, ok? Cliente uguale viaggiatore, perché lui ha delle aspettative, voi avete delle aspettative. Se io devo andare in viaggio, come deve andare questo viaggio? Bene o male? Ma bene, direi. Non è che posso tornare a casa dopo una settimana e lamentarmi che qualcosa è andato storto. Ebbene, lì entriamo in gioco noi operatori del turismo. Il turismo è una filiera molto complessa, perché ovviamente la punta di diamante sono le agenzie di viaggio, che sono i negozi, diciamo, che sono le persone che vi vendono viaggio da catalogo. Poi c'è un altro mondo, che è quello dei tour operator, che andremo a vedere adesso, e Abaco Viaggi è anche tour operator. E poi in loco, quindi a destinazione, avete tutto un mondo di fornitori, guide turistiche, ristoratori, albergatori, NCC, quindi noleggio con conducente, pullman, ma anche il mondo degli aeromobili, steward, hostess, piloti, comandanti, personale di terra negli aeroporti e via avanti. Lo stesso dicasi per la parte navi da crociera, traghetti, ma anche treni. Quindi vedete che è un mondo molto molto ampio, che si riassume però in una parola: noi lavoriamo affinché il cliente sia soddisfatto. Questo poi credo che sia l'obiettivo finale anche di tutte le altre aziende e di tutti gli altri settori. Se un cliente è soddisfatto, vuol dire che noi abbiamo fatto bene il nostro lavoro, vuol dire che la nostra brand reputation, quindi la nostra reputazione anche agli occhi del mondo, è alta. Quindi è tutto un cerchio che si deve chiudere con il viaggiatore che ritorna a casa, è felice, è soddisfatto, è rilassato, ha passato delle giornate spensierate, piacevoli, e dice: ah, sono stato proprio bene, questi ricordi di questo viaggio me li porterò sempre con me per tutta la vita. E guarda caso, tutte le persone che ho incontrato nel percorso per effettuare questo viaggio, in primis chi lavora in agenzia viaggio e tour operator, saranno parte di questo meraviglioso ricordo. Andando avanti, non va avanti, andiamo così, Abaco Viaggi, entriamo nel nostro spirito. Vision e mission, l'abbiamo già detto. Vision è offrire esperienze autentiche e sostenibili, accompagnando viaggi di gruppo, ma anche viaggi individuali, fino in capo al mondo, perché ovviamente il nostro ambito di competenza è illimitato. Il mondo, oltre il mondo non siamo ancora arrivati. E come la missione, creare pacchetti turistici, quindi organizzare tutte le fasi di un viaggio, dalla A alla Z, dai programmi completi e dai prezzi chiari, facili da capire e facili da scegliere, di modo che tutto sia chiaro. Io so come viaggiatore cosa mi aspetto e ciò che mi aspetto deve essere soddisfatto. Offrire il massimo della logistica per l'outgoing travel da Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Questa è la parte legata al tour operator. Quindi noi, oltre alla parte del banale hotel più il volo, noi ovviamente offriamo tutta una serie di servizi correlati che fanno parte del famoso pacchetto turistico. E chi ha studiato turismo di voi sicuramente sa cos'è il pacchetto turistico, vero? Bravi, mi fa piacere. Ok. Tante linee di viaggio. Come Abaco Viaggi Tour Operator soddisfiamo più gusti, diciamo, per desideri di viaggio. Possiamo fare dei tour, quindi in questo caso parliamo di viaggi guidati classici, quindi andiamo nelle città o nelle destinazioni a vedere ciò che è più importante vedere. Abbiamo dei tour curiosi, vedete col cervello con il cuoricino che si apre per chi cerca esperienze autentiche e diverse, diciamo, dal solito. Tour natura legati a quello che è la natura, passeggiate, giri in bici. Cultura e relax, itinerari che sono a metà tra un itinerario guidato e sono più rilassanti di un tour, ma più dinamici di una semplice vacanza a mare. Quindi, oltre al trasporto e all'alloggio, offriamo anche tutta una serie di escursioni già incluse nella quota. Esperienze del gusto per le persone che amano conoscere una destinazione attraverso le esperienze culinarie. E quindi faremo delle sessioni di cucina,
saremmo nelle cucine delle persone che ci faranno le orecchiette, mi viene in mente la Rivecchia, e ce le fanno assaggiare, tutta una serie di percorsi culinari legati al territorio. A Baccomare, questa è la classica vacanza che si pensa quando si va in un'agenzia viaggi, quindi vado in agenzia viaggi e prenoto la mia vacanza mare. Wellness sono le vacanze termali e poi i grandi tour sono ciò che ci apre all'intero mondo, perché noi possiamo mandarvi davvero fino in capo al mondo. Tecnicamente, come si compone Abaco Viaggi? Abaco Viaggi si divide in due sottogruppi, chiamiamoli così. Il primo è agenzia viaggi, quindi la parte di rivendita, il negozio che vende alle persone da catalogo un prodotto, una crociera, un viaggio. Sede a Codroico, qui in piazza, filiale di Udine, Fiume Veneto, Portogruaro e San Michele al Tagliamento. Invece, come tour operator, cioè coloro che creano i cataloghi, noi creiamo tutto un catalogo dedicato ai viaggi guidati, siamo come sede a Codroico ed abbiamo una rete, e abbiamo una rete distributiva di circa 200 agenzie partner, quindi agenzie di viaggio che vendono il catalogo Abaco Viaggi, sparso in tutto il Friuli Venezia Giulia, Veneto, e adesso la nostra nuova traiettoria arriva fino a Ferrara e arriva a Bologna, ok? Questo è come rete distributiva di Abaco Viaggi. Per noi la formazione è importantissima, perché, come diceva il collega, senza formazione, ma prima della formazione, senza curiosità, è difficile andare molto avanti. Sappiamo bene, non vi tedio col discorso cellulari, telefonini che hanno ridotto drasticamente la nostra capacità di concentrazione al massimo un quarto d'ora, 20 minuti, quando prima potevamo stare concentrati anche per mezza giornata. Comunque sappiate che il telefonino è un nostro amico, perché internet sicuramente per le aziende può diventare un grande amico nella fase di informazione, cioè io voglio sapere qualcosa di Londra, clic, schiaccio due cosette e posso veramente conoscere il mondo. Sì, però io poi ho il mio cervello, io ho il mio modo di pensare e ho il mio modo di vedere e devo filtrare tutte le informazioni e creare un viaggio a Londra che sia perfettamente rispondente alle mie esigenze. Quindi formazione sempre. Differenza fra agenzia di viaggi e tour operator. Banalmente, ve l'ho già raccontato, le nostre 5 agenzie di viaggi, come tutte le agenzie di viaggio che voi vedete su strada, con tutte quelle belle vetrine che vi richiamano tutti i viaggi, fanno attività di intermediazione. Quindi non creano nulla, ma semplicemente la filiera è tour operator, ovvero fabbrica potremmo dire, ovvero boutique, crea i viaggi, li va alla rete distributiva che sono le agenzie di viaggio che vendono al cliente finale. Quindi voi potreste tranquillamente lavorare in agenzia di viaggi con varie possibilità di carriera che poi vi faccio vedere. O altrimenti, più complessa, è appunto l'attività del tour operator, ovvero la boutique, l'atelier di moda, ovvero chi crea un prodotto, chi crea un viaggio e chi mette in connessione tutta una serie di persone, sia qui che a destinazione, che faranno in modo di coccolarvi e faranno in modo che tutto il vostro viaggio sia veramente perfetto. Come dipendenti, giusto per darvi un'idea, in agenzia di viaggio noi abbiamo una trentina di dipendenti e al tour operator altrettanti, quindi una trentina di dipendenti anche lì, con ruoli assolutamente diversi. Ad esempio, al tour operator, e qui so che tra il pubblico, tra l'altro, c'è qualche ragazzo che sta facendo stage da noi, che l'ha fatta l'anno scorso o che lo farà a maggio, non alza la mano, quindi forse non è di questa classe, ma c'è. E quindi ci fa molto piacere, perché farvi vedere la realtà con mano ci piace. Si può essere addetti al front office è davanti al pubblico, qui bisogna avere questo coraggio, no? Io mi metto lì, sto in scrivania, entra chiunque, mi può chiedere dal traghetto per la Sardegna un viaggio a Honolulu e io sono lì e devo sapere rispondere, o quantomeno devo avere la capacità di destreggiarmi.
Altre capacità sono lavori invece di back office, cioè chi non è direttamente a contatto con il pubblico, però da dietro una scrivania e dietro il computer organizza e predispone tutto quello che sono i viaggi. Poi ci sono anche tutte le attività legate alla parte amministrativa, alla parte contabile, ci sono i viaggi legati alla parte commerciale, perché ovviamente noi siamo i primi commerciali che devono far conoscere al mondo delle agenzie di viaggio quello che è il nostro lavoro. E poi c'è degli accompagnatori, è tutto un bellissimo mondo. Prospettive lavorative post diploma. Naturalmente io adesso sto parlando qui del percorso che state facendo a livello turistico, ma va benissimo anche il discorso delle relazioni internazionali marketing e credo che vada in parte bene anche per la scuola alberghiera. Possiamo o continuare a studiare, benissimo, ma ci sono anche tante prospettive post diploma. Ad esempio, in agenzia viaggio potreste lavorare come direttore tecnico d'agenzia, come front office, come vi dicevo, quindi il banconista che si mette a disposizione delle persone per vendere i viaggi, back office, contabile amministrativo, potreste far parte di una OTA, Online Travel Agency, che niente poco di meno, ve le rendo molto leggere, Booking.com lo conoscete? Expedia? Trivago? Queste sono tutte delle OTA, ovvero sono delle agenzie di viaggio, perché il computer non si carica da solo, il computer non fa i contratti da solo, il computer non va a scaricare le camere vendute da solo. All'interno di una OTA lavorano persone. Quindi anche questo potrebbe essere per voi un bello sbocco, perché c'è anche infatti il commerciale per le community online, potrebbe essere uno sviluppo bellissimo proprio sulle OTA. Invece al tour operator, quindi la parte più complessa di vera e propria organizzazione, si può lavorare come responsabile booking, o addetto al booking, cioè coloro che sono le famose chatta con noi che avete visto nei vari hotel. Avete presente? Voi cliccate su un hotel ed esce l'iconcina chatta con noi. Ma chi chatta con voi? L'intelligenza artificiale? Sì, le prime 3-4 domande, ma poi subentra sempre una persona fisica e potreste proprio essere voi. Quindi questi sono gli addetti al booking. Impiegato in realizzazione prodotto, product manager. Queste sono le persone che, tra cui anch'io faccio questa parte, si specializzano su una destinazione turistica, ad esempio mi specializzo sulla Francia e devo andare con i miei occhi in Francia a verificare che tutti i tour funzionino bene, che i ristoranti, gli hotel, le guide turistiche che ho preso, il mio noleggiatore di auto / di hotel, che tutto funzioni, ci faccio i contratti, li porto in ufficio, creo un bel itinerario di viaggio, creato quello, controlliamo che il budget funzioni e lo mettiamo a catalogo. Questo è un lavoro molto bello, se siete curiosi, se avete una mente logica che possa mettere in ordine le varie cose da fare, ed è veramente stimolante. Funzionario commerciale che poi va a svilupparsi in direttore commerciale. Perfetto, questa persona è su strada, soprattutto il funzionario commerciale, cioè tutto il giorno deve andare a trovare i nostri clienti, cioè le agenzie di viaggio che vendono le nostre cose. È una persona che è formata sui viaggi, sugli itinerari, ma ha doti molto più empatiche rispetto a un funzionario magari di back office, perché ovviamente io sono con il sorriso, ciao come va, gli spiego le destinazioni, faccio in modo che venda, perché poi alla fine quando si è in un'azienda i numeri purtroppo devono tornare, quindi la parte romantica c'è. Grafica e marketing che si sviluppa in direttore marketing. Tutta questa parte è molto preziosa, perché tutto ciò che voi vedete sui social, Instagram, Facebook, TikTok, siti internet, è tutta sviluppata dalla parte marketing. Poi c'è tutto il lavoro che io vi consiglio di fare quest'estate. Chi è in quinta? Chi è in quinta ed ha finito la scuola in attesa di capire cosa vorrà fare già a settembre, io vi consiglio un'esperienza nei villaggi turistici. È un'esperienza bellissima, stanno facendo proprio le selezioni adesso, hanno tanto bisogno di ragazzi volenterosi che vadano a fare gli animatori nei villaggi turistici. Una stagione vi basta per capire se questo mondo vi piace,
o se questo mondo non fa per voi. Potete avere l'Italia, la Grecia, la Spagna, ma davvero stanno cercando animatori ovunque. Se poi vi piace, diventerete dei capi villaggio e poi chi lo sa, ma per adesso fatevi questa bella esperienza, che poi sfoci in assistenti in loco, in capi centro, ufficio escursioni, è tutto un mondo di lavoro. Figure che possono essere fatte da subito prendendo dei patentini specifici sono le guide turistiche in loco, sono gli accompagnatori turistici, guide museali, esperti storico dell'arte. E poi c'è tutta la parte di lavoro in hotel, reception, direttore, gestore e tutta la parte per l'alberghiero di personale di sala e di personale di cucina. E poi, ovviamente, adesso sapete che l'aeroporto di Trieste sta facendo una forte campagna di assunzioni perché hanno implementato con Ryanair, che adesso da giugno avrà un sacco di rotte in partenza da Trieste, stanno chiedendo persone che hanno il diploma, che non hanno particolari caratteristiche, ma che vadano a lavorare esattamente negli aeroporti come personale di terra. E poi va bene, promotore turistico, eccetera, eccetera. Vi paiono abbastanza? Guardate che non sembra, perché uno dice lavoro in agenzia di viaggi e basta. No, qui c'è un mondo meraviglioso dietro e potete sfogare tutta la vostra fantasia. Io non so come sono con i tempi, prof? Ancora 4 minuti, se voi invece volete studiare. Se voi volete studiare, che è una cosa buona e giusta, dopo aver fatto un'estate pazza come animatori turistici, avete, ma l'estate pazza degli animatori turistici io veramente la consiglio a tutti, ma anche a Lignano Bibione se non volete andare lontano, perché è bellissimo. Poi se volete tramite la prof vi do l'indicazione di qualche sito dove potete mandare l'application e la domanda di partecipare a queste cose qui. Se volete, ovviamente il diploma vostro consente l'accesso a qualsiasi scuola di formazione post diploma, come ad esempio c'è una scuola che si chiama Tecnico Superiore per l'Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato. È un po' una scuola particolare che non è un'università, ma è una scuola che in un anno /2 vi dà delle specialità proprio per quanto riguarda l'organizzazione dei pacchetti turistici. Facoltà universitarie, tutte quelle che volete. In particolare legate al settore del turismo ci sono le triennali del turismo, scienze tecniche del turismo culturale, che dura 3 anni, e se voi avete fatto il Linussio, adesso io lo dico ma non che i prof non ascoltino, siete molto facilitati, perché sono, no, non ho detto una brutta cosa, perché vengono riprese per l'80% materie che avete studiato molto bene qui all'Inussio, quindi dai, si può fare anche mentre fate un lavoretto, quindi si può fare tranquillamente. Lingue e comunicazione per le imprese e turismo, economia e commercio, economia aziendale, economia e gestione dei servizi turistici, giurisprudenza, relazioni pubbliche, scienze internazionali e diplomatiche, scienze della comunicazione, geografia. Voi amate la geografia, vero? Come va? Ma se dovete mandare qualcuno a fare il tour Sri Lanka più estensione alle Maldive, così al volo, avete idea di dove ubicarlo? Bene, diciamo che geografia vi può essere molto utile. Lingue e letterature straniere, lingue orientali, interpreti e traduttori, Collegio del Mondo Unito, che si trova anche a Duino, con persone provenienti da tutto il mondo, dove la lingua che si parla è proprio l'inglese, quindi un'apertura mentale a 360 gradi, conservazione beni culturali, etici, quindi veramente tanto. Quali competenze e requisiti caratteriali per lavorare nel turismo? Conoscere almeno 2 lingue straniere, ci siamo. Più l'italiano 3, giusto. L'informatica aiuta e la geografia anche, l'abbiamo detto. Professionalità e col tempo esperienza. Va da sé che più viaggi fate, più esperienze fate, più siete avvantaggiati anche in fase di colloquio, perché la prima domanda che noi vi facciamo è: ok, tutto bene, il curriculum lo vedo, ok, ma dimmi che viaggio hai fatto. Ci rendiamo conto che avete saltato 3 anni
buonissimi di viaggi, che sono gli anni della pandemia, però anche dire io mi muovo, vado ai concerti, vado in treno, vado qua, vado là, mi fa capire che avete proprio una predisposizione alla mobilità. Disponibilità, gentilezza e cortesia, lo diciamo sempre. La prima cosa, un bel sorriso, perché quello ti aiuta a entrare subito in empatia con i clienti. Saper lavorare in squadra, perché questo è un lavoro in squadra, e poi avere nozione di legislazione turistica. Io direi che questi requisiti ce li avete tutti, quindi io vi ringrazio, vi aspetto, se volete visitare la nostra sede siamo a 2 passi, e ripasso la parola al coordinatore. Grazie. Grazie alla dottoressa Elisa Padovani dell'Abaco Viaggi. Mentre si preparano Sandro Paravano e Ranieri Fiorito della Banca 360. Sì, potete. Ecco. Allora, mentre prepara le slide, io prendo 2 spunti dalla relazione di prima. Prima di tutto dovete finire, ecco. Ho speso bene i miei risparmi, non solo il viaggio mi è andato bene, ma ho speso bene i miei risparmi, perché vado a fare il viaggio e i miei risparmi. Poi scusi, adesso è una cosa bellissima. Vado ai concerti. Questi qua vanno ai concerti, la prima volta vado al concerto a Bologna piuttosto che al Palassago di Milano. Questi sono viaggi anche interessanti per la loro età. Quindi mi organizzo anche per stare a Milano. Chiedo scusa, la parola. Grazie, innanzitutto un saluto anche da parte mia. Da parte di Ranieri, ringrazio il Nunzio e il Ponte per l'invito, anche per l'opportunità di stare assieme a tanti ragazzi che non capita così frequentemente. Io sono nato prima del Ponte, a differenza della presidentessa, un po' di anni prima ero già a scuola. Sorrido perché parlare di banca, dopo quello che ha detto Elisa con la sua parlare di viaggi, parlare di tutto quello che ci fa star bene, parlare di banca è un po' più complicato. Però cercherò di farvi capire che, al di là che è un lavoro sicuramente meno bello di quello di Elisa, l'essere credito cooperativo porta ad una responsabilità sociale molto diversa rispetto ad essere una banca ordinaria. Io e Ranieri rappresentiamo Banca 360, credito cooperativo Friuli Venezia Giulia. Faccio una piccola premessa per spiegare il mondo del credito cooperativo. Non so se tutti sanno che siamo una banca, sì, però siamo una banca un po' diversa dalle altre. Il credito cooperativo nasce circa nella seconda metà dell'Ottocento. La prima cassa rurale in Italia è stata fondata a Loreggia, a Padova, e sono nate per poter in qualche modo dare un contributo allo sviluppo del territorio su iniziativa da parte di soci fondatori, cosiddetti soci fondatori, che erano rappresentati da persone fondamentalmente umili, per cui torniamo a 140 anni fa, per cui agricoltori, artigiani, qualche professionista dell'epoca che di fatto non erano bancabili, cioè le banche grosse non concedevano finanziamenti per poter portare avanti le loro attività imprenditoriali dell'epoca. Per cui in questi 140 anni, se non ricordo male, l'Italia si è arrivata ad un picco massimo di oltre 3.000 casse rurali, praticamente ogni paese aveva una cassa rurale sotto il campanile. E in questi 140 anni queste banche sono evolute accompagnate da una normativa che interessava solo il credito cooperativo, la cassa rurale, fino al 93. Dopo il 1993 sono diventate banche ordinarie, nel senso che possono fare tutto quello che fanno le altre banche, però con delle limitazioni e dei vantaggi tipici dell'essere una cooperativa di credito. Noi siamo una cooperativa come lo è il Ponte, come sono molte altre cooperative, però magari vado nel dettaglio dopo di cosa significa essere cooperativa e cosa significa essere una banca locale per il territorio nel quale noi lavoriamo. Allora, Banca 360 in realtà nasce da una fusione di 2 altre banche di credito cooperative. Abbiamo meno di un anno di vita, stiamo ancora gattonando perché siamo nati il 1 luglio del 2023 e siamo nati dalla fusione di Friuloves Banca
che è una banca che era stata fondata nel 1891, per cui 133 anni fa, zona San Giorgio Righinverda, Brausceto, zona delle Barbatelle, per cui diciamo zona testa a tagliamento, e Banca Ter. Banca Ter invece aveva 5 anni di vita e arrivava dalla fusione di altre due BCC, Basigliano e Manzano, nate negli anni 50. Perché questa fusione? Perché a fronte dell'uscita dal territorio regionale delle banche nazionali, fondamentalmente ormai tutte le banche hanno portato la sede fuori dalla regione, la regione aveva necessità di avere un interlocutore finanziario, una banca che potesse dare un contributo allo sviluppo del territorio nel quale opera. Cosa significa? La ricchezza di un territorio passa per le imprese e questo è un dato di fatto. Dove le imprese si sviluppano, lavorano, si ingrandiscono, creano posti di lavoro comunque creano comunque ricchezza. Il fatto che le aziende si stiano comunque strutturando e stanno incrementando la loro dimensione necessitavano di un istituto di credito di dimensione regionale che potesse in qualche modo supportare lo sviluppo delle imprese, essere un punto di riferimento per la regione, perché non siamo una regione a statuto speciale, comunque la regione mette a disposizione del territorio importanti fondi agevolativi per lo sviluppo delle imprese. E noi con questa operazione, con Banca 360, siamo diventati la banca in regione di credito cooperativo più grande in assoluto. Dopo vedremo i numeri che intervediamo. Perché lavorare in un credito cooperativo non è lavorare in una banca normale? Perché la missione che vedremo dopo di un credito cooperativo è quello di dare un contributo sostanziale, dal punto di vista economico, culturale, sociale, di responsabilità appunto sociale, nel territorio nel quale opera. Famiglie, imprese, terzo settore, amministrazioni pubbliche. L'essere credito cooperativo significa operare a servizio di queste controparti, di tutti i portatori di interesse della banca, che non sono solo le famiglie, ma sono i fornitori, sono i collaboratori, i dipendenti che creano ricchezza. Per cui i dipendenti del credito cooperativo si sentono addosso questa responsabilità. Quando noi operiamo per il benessere di tutti quelli che ci circondano, che siano famiglie, che siano imprese, che siano associazioni, giovani, scuole, asili, per cui i contributi che noi diamo durante l'anno, quest'anno dobbiamo dare circa solo dei contributi 1.300.000-1.400.000 euro direttamente alle associazioni, oltre ai volumi di affidamento che vedremo dopo, è un qualcosa che ci riempie d'orgoglio nell'attività che facciamo quotidianamente. Diceva prima l'Elisa, qualsiasi azienda normalmente ha una missione e una visione. La missione fondamentalmente è il motivo stesso per cui uno opera, l'oggetto sociale. Nel nostro caso è quello di promuovere la responsabilità sociale e stimolare la crescita economica e culturale delle comunità, ispirandosi ai principi etici e sociali della cooperazione, del localismo e della crescita sostenibile. Sicuramente avete sentito parlare di ESG negli ultimi anni, sta andando molto di moda, non di moda, ma anche perché le normative lo impongono. L'ESG per quanto riguarda il credito cooperativo è sempre stato nel DNA, dal punto di vista di responsabilità sociale di quello che facciamo nel nostro territorio. Per cui abbiamo 140 anni di anticipo rispetto agli altri. Non ci serviva una normativa di riferimento per poter portare avanti questi fattori che accompagnano, che dovrebbero accompagnare qualsiasi azienda. Come visione vogliamo essere comunque una banca di riferimento per famiglie, imprese, associazioni, per le nuove generazioni. Le nuove generazioni sulla cooperazione di credito si stanno un po' staccando, sulla cooperazione in generale è importante riportare questo concetto anche nelle nuove leve, perché la cooperazione, la solidarietà, la mutualità sono concetti molto importanti dove soprattutto in questo momento c'è uno scollamento sociale abbastanza importante. Come dicevo prima, noi ci siamo fusi, c'è stata la fusione di queste due realtà appunto per diventare più grandi.
diventare più grandi non per soddisfare nessun azionista, noi non abbiamo azionisti di capitale, voi sicuramente sapete le differenze, insomma l'azionista di capitale è quello che quando presta dei soldi a una controparte vuole avere una remunerazione. Noi non abbiamo azionisti, i nostri azionisti di riferimento, come dicevo prima, è il territorio, gli utili, tutto quello che noi facciamo vengono messi a riserva. Mettere a riserva vuol dire come per una famiglia mettere da parte soldini per le generazioni future, per il territorio stesso, per mettere in sicurezza la nostra banca, che fondamentalmente è un bene comune. Il credito cooperativo è un bene comune del territorio, non appartiene a nessuno, appartiene alla comunità ed è un bene che tutti quanti dobbiamo comunque preservare. Come si preserva? Si preserva con una sana e prudente gestione che deve accompagnare tutte le aziende. Tutte le aziende devono essere comunque gestite in maniera sana, perché le banche quando hanno fatto determinate azioni che hanno creato problemi sul territorio, insomma il peso economico di questi dissesti in giro per l'Italia, ma anche in giro per il mondo, sono molto pesanti per la ricchezza, anche tante volte per il benessere del territorio, delle famiglie, delle imprese. Quindi le normative che ci hanno travolto negli ultimi 15 anni sono il frutto di gestioni bancarie, aziendali, decisamente borderline, diciamo così, cose che non hanno mai interessato il credito cooperativo. Ecco qua, noi siamo questa banca, praticamente abbiamo adesso una vocazione regionale, abbiamo 58 filiali, 58 agenzie di viaggio fondamentalmente, abbiamo 155 comuni dove operiamo, abbiamo le filiali presenti in ogni capoluogo di provincia, siamo l'unica banca a livello nazionale di credito cooperativo che ha una filiale in ogni provincia. A Trieste ne abbiamo 4, a Udine ne abbiamo 4, a Pordenone 2 e a Gorizia 1. Parliamo un po' di numeri, noi abbiamo 420 collaboratori più o meno, abbastanza flessibile il numero, 100.000 clienti e 20.000 soci. I soci sono coloro che una volta all'anno in assemblea approvano il bilancio e nominano un nuovo CDA, normalmente così sintetizzo, il CDA che poi ha il compito di gestire l'azienda. Questi sono i numeri. Ecco, l'importanza di lavorare in un credito cooperativo si sintetizza in questi numeri. Noi raccogliamo dai clienti, dalle famiglie locali, non so quanti di voi hanno un po' di soldi messi da parte, tutte le persone che hanno un po' di risparmi li portano in banca, noi abbiamo 2 miliardi e 600 mila euro di risparmi circa, di questi 2 miliardi e 6 che teniamo in banca, 2 miliardi e 100 li concediamo alle imprese e alle famiglie. Chi di voi un domani vuole acquistare una casa, vuole fare un finanziamento per comprarsi la macchina, qualsiasi finanziamento che serve per qualsiasi acquisto, viene in banca e noi concediamo questo finanziamento a livello personale. Il grosso degli impieghi, però quelli più pesanti, sono nei confronti delle imprese. Le imprese che comunque ottengono da noi finanziamenti agevolati, finanziamenti diretti, una serie di strumenti che mettiamo a disposizione per lo sviluppo delle aziende. Tutte le aziende hanno necessità di investire continuamente per poter stare sul mercato. Il mercato ormai è molto dinamico, non aspetta più nessuno, per cui deve essere comunque sempre al passo con i tempi, ed essere imprenditore non è essere imprenditore adesso deve essere imprenditore a 360 gradi. Le aziende devono essere strutturate sotto tutti i punti di vista, non possono solo fare produzione e dimenticarsi dell'amministrazione, della comunicazione, della pianificazione e del marketing, per cui a livello professionale le aziende hanno necessità di avere una serie di profili professionali molto diversi tra di loro e che alla fine devono comunque intersecarsi per la corretta gestione dell'azienda. 1 miliardo e 2 di raccolta indiretta significa che i soldini che portate da noi, questi soldi vengono poi girati a delle parti terze, lo Stato, BTP, CCT, altre obbligazioni societarie o azioni. Abbiamo circa ad oggi 6 miliardi e 300 milioni di volumi di massa intermediaria, siamo la quarta banca del gruppo a livello nazionale.
Io vado velocemente alla conclusione. Quali sono i profili professionali richiesti? Normalmente in banca adesso viene chiesto il diploma di laurea, normalmente. Le evoluzioni normative, diciamo la complessità anche dell'essere istituto di credito ha portato negli anni comunque a portare a bordo normalmente sempre delle persone laureate, per cui parliamo di economia, scienze bancarie, giurisprudenza, per cui una delle categorie abbastanza eterogenea. Sempre più richieste sono conoscenze sull'informatica, organizzazione gestionale, marketing, comunicazione. È un mondo, come tutte le attività professionali, in profonda evoluzione, in grossa evoluzione. Il mercato finanziario è decisamente complicato e complesso. Noi come credito cooperativo abbiamo ancora una dimensione, passatemi il termine, umana, legata al nostro essere credito locale. Noi siamo una banca di comunità, per cui non siamo una banca ordinaria. Cosa richiediamo? In questo momento, diciamo, chiediamo operatori di sportello. Quando uno entra in banca normalmente come primo impiego fa l'operatore di sportello. Operatore di sportello significa cassiere, anche se le casse sono, non dico in via di estinzione, perché i giovani, guardo voi, utilizzano sempre il numero contante, però insomma di cassieri ce n'è sempre bisogno. Come diceva l'Elisa, essere cassiere significa essere comunque il frontal point nei confronti del cliente, per cui sorriso, disponibilità, soluzione dei problemi, quello è fondamentale. Sempre di più si richiede una flessibilità anche, no, nelle cose che si fanno, essere capaci di poter velocemente capire quali sono le esigenze, cercare di dare una risposta immediata, ma magari cercando delle soluzioni alternative. Addetti agli smart center, contact center, che non significa essere centralinisti, significa comunque dare un supporto alle problematiche dei clienti. Le aziende puntano sempre di più, giustamente, non tanto alla vendita ma al servizio post vendita, perché la clientela la perdi perché non gli risolve il problema, non perché gli hai venduto qualcosa, ma normalmente appunto uno cambia azienda perché non è stato risolto il problema, perché quando uno ha un problema vuole le tempistiche attuali richiedono tempi immediati di risposta al cliente, non può aspettare più un giorno, 2 giorni, 3 giorni, sei già ormai nella preistoria fondamentalmente con questi tempi di attesa su qualsiasi risposta che il cliente si aspetta. Poi diciamo una volta entrati all'interno dell'azienda stanno, diciamo, facendosi largo molto anche le funzioni di controllo. Per la tipologia di attività che facciamo abbiamo più gente che controlla rispetto a più gente che lavora a livello commerciale, legati alle normative, ai processi, agli audit, per cui abbiamo moltissime attività di controllo. E poi comunicazione e marketing che è fondamentale per ogni azienda per poter capire le abitudini della propria clientela e saper comunicare anche il proprio brand, il proprio marchio, la propria azienda è sempre più complicato, perché c'è, diciamo, una competizione molto importante su cogliere le emozioni dei clienti e dei consumatori. Questo è quello che viene chiesto oggi, ripeto, fra 3, 4, 5 anni sicuramente le cose saranno cambiate, ma di certo la parte consulenziale, la parte di rapporto personale, come diceva prima Elisa, per risolvere le problematiche del cliente rimarranno, me lo auguro, ancora per parecchio tempo. A livello professionale lavorare in banca sicuramente non ha quell'appeal rispetto a una volta, quello è indubbio. Qui si tratta di scegliere una banca un po' diversa che permette a tutti noi di avere un contributo locale molto, molto importante. Ecco, quella è la differenza che insomma mi sento di portare a vostra conoscenza, anche perché io ho 38 anni di lavoro
tutte cassate nel credito cooperativo, e quindi ho visto nascere le banche, perché quando lavoravo io eravamo in 15-16, adesso siamo in 400, e quindi mi porto dentro delle esperienze comunque molto positive e belle su come i tuoi vicini di casa, le imprese, tutti quelli che poi incontri nella tua quotidianità, insomma, ti sono riconoscenti per quello che hai potuto fare o per la famiglia o per l'impresa o per le associazioni. A questo punto io vi saluto, mi pare che ci sono delle interrogazioni da fare? No? No? Siamo alla prossima, dopo la prossima. Buon bene. Saluto tutti, grazie a tutti per l'attenzione, a nome mio e a nome di Ranieri. E saluto. Grazie a Sandro Paravano della Banca 360 Giulia Venezia Giulia. Chiamo Marco Grandinetti e per la edilizia per fare la sua presentazione. No, io mi fermo su una parola che serve anche a voi: cooperative. Allora, chi di voi, pochini, ha l'idea di diventare imprenditori, di mettere su un'impresa, provi a pensare alla cooperazione, alla cooperativa. E vi lancio due, anzi tre in realtà, punti di riferimento, che sono tre organizzazioni di categoria. Una si chiama Conf Cooperative, dove sono presenti anche iscritti la BCC e anche il Ponte, Lega delle Cooperative e Associazione Generale Cooperative Italiane. Quindi molti ragazzi, molti imprenditori sono partiti da lì, dall'esperienza cooperativa. Scusate, grazie, parola a Marco. Che ci... il microfono è meglio così il microfono. Meglio. Io mi chiamo Marco Grandinetti, mi occupo di risorse umane. Sapete cosa sono le risorse umane? Chi è che sa che sono le risorse umane? Mano alzata, interrogo uno con cui gioco a padel. Chi è che sa che cosa sono le risorse umane? Signori, ragazzi, giovani. Voi? Noi? Sì, corretto. Le risorse umane siamo noi. Sapete perché si chiamano risorse umane? Allora? Perché si chiamano risorse umane? Risorsa cosa significa? Allora, io mi occupo di portare a casa le persone per lavorare nella nostra azienda. Mi occupo della loro formazione all'interno della struttura. Mi preoccupo che stiano bene, mi preoccupo che crescano e cerco di portarli ad essere persone migliori. Questo è il mio scopo. Mi occupo di risorse umane. La mia azienda è la Frappa e sapete cosa fa la Frappa? Non costruisce case, non costruisce industrie, non costruisce impianti. Si occupa di immaginare un mondo dove le persone stanno in equilibrio. Stanno in equilibrio dove? Tra uomo e ambiente. Perché l'ecosostenibilità oggi è la cosa più bella a cui dobbiamo aspirare. E lo possiamo solo fare lavorando giorno dopo giorno nella realizzazione di qualcosa di nuovo. Vi faccio sentire una cosa, vediamo se va. Immaginiamo un mondo in perfetto equilibrio tra uomo e ambiente, dove le idee migliori prendono forma, a beneficio delle generazioni a venire. Il nostro obiettivo è costruire, ogni giorno, una piccola parte di questo futuro, attraverso innovazione, controllo dei processi e difesa dell'ecosistema, per dare nuovo valore allo spazio in cui viviamo, risultato di una visione fondata su rispetto e crescita sostenibile. Sapete che questa è un'intelligenza artificiale? Sapete, vero? Sapete che l'IA oggi viene utilizzata nelle imprese per migliorare la produttività e l'efficienza delle risorse umane? E sapete che le persone si stanno preoccupando per dire: ma ci sostituiranno? Ci faranno ancora lavorare o faranno il lavoro per noi? In realtà
Noi per esempio in Frappa utilizziamo l'intelligenza artificiale già per aiutare le persone a lavorare con noi. Costruiamo già sistemi attraverso l'intelligenza artificiale. Questo per esempio è una nostra realizzazione. Noi facciamo smart building. Cos'è lo smart building? Leghiamo tecnologia e costruzione. Rendiamo i posti dove state tecnologicamente avanzati. Sono fatti per essere mossi, accesi, controllati attraverso le app, quelle che voi utilizzate tutti i giorni nei telefonini. E lo facciamo con le persone, perché sono le persone che costruiscono queste strutture. Abbiamo 50 anni di esperienza, sì. Oggi il nostro amministratore delegato, i nostri amministratori delegati sono i figli del fondatore che 50 anni fa col suo furgoncino andava in giro per Codroico e dintorni e costruiva. Oggi l'azienda ha 120 persone, abbiamo 3 strutture e siamo in rapida espansione. Crediamo nella sostenibilità, crediamo nell'innovazione, crediamo nella qualità e crediamo nell'affidabilità. Però sapete che abbiamo un grosso problema, non troviamo giovani. E qui mi diranno, cavolo, sono tutti qua, 150 persone, non troviamo giovani. Sapete perché non troviamo giovani? Non troviamo giovani perché a volte non siamo capaci di portarli a casa. A volte non siamo capaci di fargli vedere un mondo migliore per loro. A volte non siamo capaci di dargli esperienza, di fargli provare qualcosa di diverso, di farli crescere in un contesto che gli faccia sentire migliori. Prima sentivo i miei colleghi e vedevo le proposte di lavoro che ci sono per, diciamo, la scuola che voi state frequentando. Io vi posso raccontare solo la mia storia. Io ho fatto il liceo scientifico, ho fatto economia aziendale, ho fatto il direttore tecnico IT per 15 anni e mi occupo di risorse umane. Quindi se mi chiedete se una persona trasversalmente possa fare tutto, vi rispondo sì. Ognuno di voi è in grado di realizzare qualunque cosa indipendentemente dal percorso che oggi si ritrova a fare, per un semplice motivo, perché ci sono 3 cose che le persone devono avere a cuore e devono capire per poter cambiare la propria vita o per potersi esprimere nel mondo. La prima l'ho sentita spesso, che è la competenza. La competenza è quella cosa che ha detto prima il prof, no? Cioè l'insieme di tutte quelle informazioni che ci hanno permesso di sapere qualcosa. Poi ce n'è un'altra che è l'abilità. Sapete cos'è l'abilità? Sapete cos'è l'abilità? Cos'è l'abilità? Cos'è? Rispetto alla competenza, cos'è l'abilità? Allora, siete abili a fare qualcosa quando? Quando la sapete fare, giusto? Quindi non è detto che voi impariate qualcosa e la sappiate fare, giusto? Posso studiare anche tutta la vita e non saper fare quello che ho studiato. Quindi competenza è una cosa, l'abilità è l'esperienza continua di fare quell'attività. Ma sapete qual è l'unica cosa che veramente vi serve per fare tutto ciò che volete? La volontà e la passione di volerlo fare. Perché se non avete quella passione e quella volontà, la competenza non arriva e l'abilità non arriva. A me hanno detto da piccolo che io avrei potuto fare qualunque cosa se solo avessi voluto farlo. E mi permetto di dire che sono ancora in quella fase, che ho ancora voglia di fare. E probabilmente, non so se continuerò a fare questo mestiere o farò altro, però nella mia vita penso che ognuno di voi abbia l'opportunità di crescere e migliorarsi.
torno all'azienda. Noi costruiamo tutto ciò che voi vedete, costruiamo queste mura, costruiamo questi impianti, costruiamo i sistemi radiofonici, costruiamo tutti i sistemi elettrici che permettono di attaccare i computer, i cavi, costruiamo il riscaldamento per le vostre case, costruiamo i sistemi di fotovoltaici che vedete sui tetti che servono ormai per l'energia elettrica, ricarichiamo le auto. E il nostro mondo, secondo me, è un mondo eccezionale perché ci permette veramente di dare valore a tutto ciò che facciamo ed è visibile, si vede, è pronto, è lì. Quindi vi faccio vedere un po' di cose. Abbiamo fatto, questo è Fantoni, abbiamo costruito il grande ciuffatore del Friuli. Qua abbiamo costruito altre, guardate qui, forse qualcuno riconosce i villaggi turistici, ce n'è uno di Bibione, qui abbiamo costruito case smart, guardate lì a Lignano, spazi intelligenti di ogni tipo, infrastrutture, parcheggi. Avete presente, non so se siete mai stati al mare a Lignano, sì, che siete stati al mare a Lignano, che c'è quel famoso grande parcheggio Luna Blu enorme dove si parcheggia, ecco, lo abbiamo fatto noi. Abbiamo costruito le case galleggianti nell'acqua, la prima realizzazione del Friuli in cui abbiamo realizzato qualcosa di eccezionale, non esisteva, e abbiamo permesso a delle case di stare su un fiume e di avere tutto il comfort e la tecnologia di una casa normale. E siccome vi hanno diciamo queste slide sono state sempre molto lunghe, ma io sono per le cose molto brevi ma di grande impatto, mi piace lasciarvi con un video che dura 3 minuti, che forse è meglio che sentire me parlare, quindi ve lo faccio ascoltare, seguitelo attentamente e vi ringrazio.
qualunque cosa vogliate realizzare, fatela se ne avete voglia. Grazie a Marco Grandinetti. Mentre si prepara Alessandro Pozzo della PMP, prendo due spunti, anzi ne prendo solo uno, dai. La passione, mi è venuto, sono andato a cercarlo l'articolo, un articolo qualche mese fa di un professore scrittore, si chiama Marco Erba, scintille di bellezza. Elia, che è un ragazzo, stava spiegando, per professore spiegava Petrarca. Elia si alza e stronca Petrarca, il desiderio, la passione conta più della volontà. Ecco, vi suggerisco questo articolo che lo trovate online ed è gratis. Quindi la passione, secondo questo ragazzo, conta più della volontà. È un modo di pensare, però è vero, ci vuole passione nella vita. Grazie mille. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Pozzo, sono il figlio del fondatore di PMP. In azienda mi occupo del dipartimento legale e delle aziende soprattutto asiatiche, cinesi e malesi. Quest'oggi sono con Stefania Preditero, che è la responsabile dell'HR, dello Human Resources, nostra collega. Innanzitutto, prima di iniziare, vorrei ringraziare la cooperativa Il Ponte, anche perché è un ricordo bellissimo. Quando ero piccolino, io sono originario di Coderno, qua vicino, Sevegliano, e con nonna, che non c'è più, mi ricordo quando ero piccolino che sfogliavo le pagine del Ponte, per cui grazie, per me è un piacere essere qui quest'oggi. Inoltre volevo ringraziare l'Istituto Linussio, la dirigente Michelizza, che forse è andata via, il corpo docenti che ci ha dato l'opportunità di essere qui quest'oggi e le altre aziende che sono qua quest'oggi con noi, e soprattutto voi ragazzi che siete protagonisti della mattinata insieme. Parlando di PMP, quest'oggi ho deciso di partire dai prodotti. Essendo un prodotto di nicchia, parto subito dal prodotto, così magari poi il resto della presentazione sarà un po' più scorrevole. PMP idea, progetta, sviluppa, produce e vende trasmissioni meccaniche, idraulico-elettriche per macchine di movimento terra per diverse industrie, per l'industria delle costruzioni per esempio, per il settore agricolo, e ha, detto in parole povere, pompe, motori, riduttori, molto più semplice, che sono gli organi che fanno andare avanti un macchinario. Immaginate nel corpo umano il cervello, i polmoni e il cuore di un corpo umano. Un macchinario si muove grazie a questi componenti qua, grazie a questi prodotti qua. E l'azienda si è suddivisa in 4 divisioni: la divisione power, che è un po' quella meccanica, la divisione idraulica, la divisione elettrica, e una divisione particolare perché la sviluppiamo soprattutto nell'area bosniaca, per il 70-80% in Bosnia, per quanto riguarda la carpenteria pesante, ossia, prima vi ho detto, le prime 3 componentistiche sono diciamo gli organi del corpo umano, mentre in Bosnia produciamo lo scheletro, ossia il telaio dei vari macchinari su cui noi forniamo le nostre applicazioni. Qui avete un'idea visiva di quelli che sono i nostri prodotti. Gli insertini colorati sono i prodotti di cui vi menzionavo poc'anzi, e li applichiamo in questi macchinari, per cui potete vedere macchine compatatrici, macchine asfaltatrici, gru, carrelli elevatori, e se devo citarne 3, quelli che vanno per la maggiore sono questo componente qui, che è il nostro primissimo componente, del quale siamo assolutamente leader mondiali, deteniamo l'80% del mondo, che si chiama PMD, produzione meccanica per betoniere. In alto vedete i forklift, che sono i carrelli elevatori, che adesso ci stanno dando tantissima soddisfazione grazie all'elettrico, quindi alle nuove innovazioni. Produciamo motori elettrici per questi macchinari, e le aerial platform, che soprattutto in Asia, dove deteniamo il 70% del mercato, che sono le piattaforme aeree per l'industria appunto delle costruzioni. Inoltre, siccome prima si parlava anche di
volo, turismo, eccetera. Tutti i carrelli che voi vedete negli aeroporti che trasportano le valigie contengono il nostro motore elettrico, lì deteniamo quasi il 100% del mercato mondiale. Quindi quando vedete le valigie, se la valigia si perde è un po' colpa nostra. Quindi. Parliamo un po' della storia di PMP. PMP viene fondata nel 1991 da papà Luigino Pozzo in un piccolo capannone inizialmente a Sevegliano. Lui prese in affitto una piccolissima stanza dove lavorava da solo. Poi quando abbiamo raggiunto circa una trentina di dipendenti ci siamo spostati a Coseano nel 1997 per poi lanciare il marchio PMP nel 1999. Inizialmente l'azienda si chiamava solo Pronec, produzione meccanica, nel 1999 è diventata PMP, produzione meccanica Pozzo. Abbiamo iniziato con i primi investimenti, sopra gli 8 milioni di euro, per intraprendere un percorso internazionale. Abbiamo deciso di investire per andare all'estero. Abbiamo iniziato in Bosnia e Herzegovina nel 2006, poi siamo andati negli Stati Uniti, in Brasile, in Cina, in India e infine in Malesia. Per compiere tutti questi investimenti abbiamo investito 115 milioni di euro. Nel 2018 abbiamo lanciato un marchio, un concetto che si chiama Integra, di cui vi parlerò tra poco, e gli ultimi sviluppi sono il progetto di PMP City, di cui ve ne parlerò tra poco, dove ci stiamo espandendo notevolmente sia nell'area di Coseano che all'estero. Integra. Ho deciso di parlare un attimino di Integra perché per noi è un concetto molto importante, come dicevo l'abbiamo lanciato nel 2018. Siamo gli unici al mondo a fornire i nostri clienti tutto il pacchetto, o meglio, inizialmente i nostri clienti compravano quei prodotti dove vedete power transmission da un fornitore, electric da un altro fornitore, fluid da un altro fornitore. Noi siamo gli unici al mondo a fornire il pacchetto intero. Questo cosa comporta? Maggiore velocità per i nostri clienti, più rapida risoluzione dei problemi. Immaginate, io compro da A a B, C, devo andare da A a B, C per risolvere il problema, rallento. Noi siamo sia fornitori che clienti, quindi sappiamo che dobbiamo soddisfare i nostri clienti e lo dobbiamo fare anche tramite la celerità. Quindi per non perdere tempo, avere una massima qualità, abbiamo deciso di suddividere l'azienda in più divisioni e renderle efficienti in equal modo tutte quante per riuscire a fornire i nostri clienti di tutto il pacchetto. È una cosa molto difficile perché pensate, inizialmente noi eravamo specializzati solo in power transmission e reinvestire, ritrasformare, riorganizzare l'azienda per dare la stessa efficienza anche negli altri settori è stato molto complicato. Questi sono tutti gli stabilimenti che abbiamo nel mondo, quindi Italia con 500 unità, Bosnia con 300 unità, poi andiamo in Asia con la Cina, la Malesia e l'India, poi Stati Uniti e Brasile. Nel mondo contiamo 1200 dipendenti. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere i 2000 nel giro di 3 anni, il fatturato adesso si aggira attorno ai 150 milioni, l'obiettivo per contratti già siglati è quello di arrivare a 300, da lì parte la necessità anche di ingrandire e di continuare ad investire e di ingrandire ulteriormente. Siccome siamo in Friuli, 2 paroline sull'azienda di Coseano. Coseano, come vi dicevo, conta 500 unità. Entro i prossimi 3 anni, Stefania, dobbiamo arrivare alle 600 unità, quindi avrei tanto lavoro da fare. E a livello di superficie abbiamo appena acquistato terreni per 250.000 metri quadri. Questa era la dimensione precedente che contava 38.000 metri quadri di coperto. Questa è la nuova versione con 82.000 metri quadri di coperto e, come vi dicevo, 250.000 metri quadri totali. Più tardi mi soffermerò anche sul discorso
sostenibilità, per cui vi parlerò anche di questi famosi 5 megawatt che vedete qua. Ho deciso di mostrarvi questa foto, di raffigurare questa foto, perché è un po' quello che alcuni di voi fanno qui all'Inus. Infatti con l'Inus noi abbiamo una bella collaborazione ormai da anni, vi abbiamo fornito, infatti qui avete in uso nelle vostre officine uno di questi macchinari che sono delle braccia robotiche, e ci tengo a precisare che la nuova industria 5.0 non va a sostituire l'essere umano, vedo che stai annuendo, ma va a dargli supporto, perché l'azienda ha necessità di velocizzare anche le proprie produzioni, i propri processi produttivi. Infatti i nostri clienti ogni giorno ci mettono fretta per accelerare, allora abbiamo bisogno anche di questo sostegno. So che alcuni di voi sono venuti in azienda e hanno visto proprio tutto questo reparto, qui ne manca qualcuno, è ricco proprio di queste braccia automatiche. Bene, Human Resources and Recruiting. Vi do solo alcuni numeri di quello che facciamo. Il target per il 2026, come vi dicevo, è quello di aggiungere ulteriori 600 unità in Italia e all'estero. Gli eventi che abbiamo fatto nel 2023 sono 10 tra Recruiting Days e Open Days, per cui ne facciamo circa uno al mese, anche con il supporto della Regione. Abbiamo svolto circa 1000 interviste, quindi Stefano e il suo staff si sono dati tanto da fare, e più o meno questa è la nostra percentuale di assunzione, più o meno noi assumiamo il 20% di tutti coloro che andiamo ad intervistare, per cui è, a mio modo di vedere, una percentuale piuttosto alta, perché prima si aggirava attorno al 13-14%, adesso anche grazie all'intervento dell'Academy e alla creazione dell'Academy abbiamo dato la possibilità anche a altre persone non specializzate in questo settore di avere un'opportunità di trovare lavoro, perché come si diceva quest'oggi abbiamo tanto bisogno di risorse, abbiamo tanto bisogno di risorse. Qui in questa slide abbiamo raffigurato tutto quello che in questo momento stiamo cercando. Come vedete noi cerchiamo tanti ingegneri, quindi si parla tanto di un percorso universitario, quindi ingegneri meccanici, anche specializzati di programmazione, ingegneri elettronici, area manager, quindi anche capo reparti, periti meccatronici per la manutenzione, e qua so che alcuni di voi sono proprio venuti a lavorare in TMP dopo il percorso all'Inussio, periti meccanici per progettazione in 3D, geometri o periti per i servizi generali, ingegneri meccanici per la gestione di FMEA, che sono le failure mode, effect analysis, sostanzialmente sono tutti gli esperti che vanno ad analizzare ogni problema, fallimento di un prodotto per renderlo più efficace. Diplomati presso istituti tecnici o professionali per ruolo di tecnico di produzione, ingegneri meccanici per ruolo di area manager, questo l'avevo già ripreso prima. Ci tengo a precisare, come ho detto qualche minuto fa, qualche secondo fa, che non bisogna spaventarsi di quello che si legge qui, o meglio, non dovete spaventarvi se leggete tanto ingegnere meccanico, ingegnere specializzato in qualcosa, no. Anche perché grazie al supporto dell'Academy noi, come dicevo, stiamo inserendo tantissimi ragazzi, tantissime persone che non c'entrano niente col mondo della meccanica. Mi diceva Stefania che ultimamente abbiamo assunto tanti ragazzi provenienti dall'alberghiero. Per esempio, lo scorso anno so che c'è stato un notevole incremento dei ragazzi provenienti dall'alberghiero, o ragazzi disoccupati che non hanno potuto studiare perché magari non ne avevano la possibilità. L'Academy ci ha dato l'opportunità di formare e dare una specializzazione anche a tutti coloro che non avevano una specializzazione vera e propria nel settore meccanico. Tant'è vero che abbiamo fatto nell'ultimo anno 30 visite scolastiche, 4.000 ore di corso, forniamo, diamo una mano, finanziamo quest'anno con 15 borse di studio ai vari istituti, abbiamo aiutato dei ragazzi a fare delle missioni estere, 600 studenti hanno visitato TMP nel 2023 e soprattutto, come dicevo prima, finanziamo sia università
che scuole secondarie. Bene, parlando un attimo di sostenibilità, prima si parlava un po' di ESG, è un termine che ormai va molto di moda. Noi abbiamo un consumo di circa... Allora, innanzitutto quando si parla di sostenibilità non si deve fare riferimento solo alla parte energetica, assolutamente no, infatti adesso vedremo che racchiude tutta una serie di attività. Noi abbiamo necessità di circa 11 megawatt per sostenerci, consumiamo 11 megawatt ogni anno, che sono tantissimi. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere questi 7 megawatt tra pannelli solari, adesso con i nuovi investimenti che abbiamo visto poc'anzi. Noi adesso sfrutteremo tutta un'area per creare costruire dei pannelli solari che ci possono dare una mano, e sfrutteremo anche l'idroelettrico con altri 2 megawatt per raggiungere 7 megawatt entro i prossimi 3-4 anni, l'obiettivo entro il 2026, perché vorremmo renderci indipendenti anche dal punto di vista energetico, perché come sapete costa molto. Sostenibilità, come dicevo, non è solo energia, ma è anche tanto altro. Noi sosteniamo una onlus che si chiama Arte Libro, è una onlus, a mio modo di vedere, molto grande, molto importante, che si trova a Udine, dove diamo la possibilità dei ragazzi più sfortunati di noi di avere un'opportunità lavorativa, per cui li aiutiamo, li facilitiamo l'inserimento. Abbiamo 8 ragazzi ad Arte Libro, giusto Stefania? 8. Io suggerisco a tutti di andare a visitare questa onlus, perché diverse aziende inseriscono del personale ed è una situazione molto molto bella e formativa da vedere. Inoltre partecipiamo a moltissimi eventi culturali, sportivi, abbiamo la nostra squadra di calcio, abbiamo la nostra squadra, consideriamola di atletica, la sportiamo soprattutto per la corsa dei Teleton, e aiutiamo il comune con vari finanziamenti, interventi, eventi culturali, perché ci teniamo molto a dare un aiuto al comune che tanto ha dato per noi, perché Coseano ci ha dato una grossa opportunità nel 1997 per aprire la nostra azienda, per espandere la nostra azienda. Per cui molti di voi sono già stati in PMP. So che quest'oggi per molti di voi era difficile comprendere quello che vi ho appena detto, però spero di avervi fatto notare anche qualcos'altro di PMP, non solo la parte meramente meccanica. Per me oggi era un po' difficile, perché di solito siamo abituati a parlare in un pubblico specializzato con dei ragazzi che studiano quello, sono appassionati di quello. Ho cercato di renderla un po' semplice, però quando vi va, se vi andrà, venite a visitarci. Va bene? Grazie mille e buon proseguimento. Grazie ad Alessandro Pozzo della PMP. Chiamo Barbara Drigo ultima, ma l'ascoltiamo molto volentieri. Mi ha fatto pensare una cosa all'intervento di Alessandro, che l'industria manifatturiera nella nostra regione e anche in Italia è molto molto importante, un settore molto importante dell'economia. Guardiamo un po' il territorio, Coseano, però di là del tagliamento cosa c'è? La zona industriale di Ponte Rosso, perché quelle belle industrie, sono tutte industrie che prima di tutto fanno buoni fatturati, 2, sviluppano professionalità prima delle altre, almeno la mia esperienza da Camera di Commercio, sono quelle che inventano sempre posizioni nuove. 3, esportano. E quindi fanno prodotti di qualità, e quindi per fare prodotti di qualità e alle fare processi di qualità anche innovano e investono. Quindi l'industria manifatturiera tenetela in considerazione. Prego. Allora, buongiorno a tutti, anch'io ringrazio per l'invito, sono grata di essere qui sia al Ponte che all'Istituto.
mi ero preparata una sorta di presentazione, però sono l'ultima e quindi colgo un po' lo spunto da tutte le presentazioni precedenti e cerco di fare un po' un sunto. Allora, noi non siamo un'azienda, io sono qui in rappresentanza dell'AIRA, che è un'associazione, l'associazione italiana Ricettività e Accoglienza, e quindi diciamo è un'associazione che cerca di fare un po' da ponte tra quello che è il mondo del lavoro, dell'ospitalità e la scuola. Sono una new entry in questa associazione, quindi sono di fresca nomina e sono segretaria nazionale, però sono qui perché lavoro a Lignano Sabbiadoro e lavoro nell'ospitalità, quindi sono resident manager di un'azienda che è la Pergola SRL, quindi in ambito alberghiero, diciamo. Porto anche i saluti del Presidente, che non è potuto essere qui quest'oggi, ha avuto la voglia perché è impegnato in formazione anche lui in una scuola fuori regione, e poi dopo vedrete il progetto che sta portando avanti come associazione nelle scuole. Giusto un breve accenno di che cos'è, di quando nasce questa associazione. Nasce negli anni 60 a Roma, precisamente nel 1969, per l'esigenza di chi lavora in albergo, quindi degli impiegati, dei segretari d'albergo, di aiutarsi un po' tra loro. Ecco, non c'era tutta questa rete, non c'era internet, non c'era la tecnologia che supportava, e quindi hanno creato questa associazione per aiutarsi. Nasce nella regione Lazio e poi si sviluppa in tutte le regioni d'Italia, e gli obiettivi principali erano proprio quelli di fare rete, quindi di cooperare tra gli addetti e di entrare nelle scuole e portare diciamo, la professionalità all'interno della scuola per poter poi avere delle risorse di nuovo di ritorno. Il turismo quindi diciamo è un settore in continuo sviluppo, un settore che ha bisogno di risorse, che ha bisogno di voi, di ognuno di voi, a prescindere dal percorso che avete scelto di fare in questo momento. E infatti mi ricollego ai colleghi, insomma, una collega che ha parlato precedentemente delle risorse umane. Anch'io personalmente ho fatto il liceo linguistico, poi mi sono iscritta all'università, ho fatto lingue e poi ho fatto delle prove, ho seguito un po' il mio istinto, mi sono messa alla prova, alcune esperienze ho capito che non mi piacevano e poi ho capito che questo invece, cioè il settore dell'accoglienza, era quello che volevo fare da grande. Considerando che però non si finisce mai di imparare e ci sono sempre nuove opportunità, nuove sfide, come venire qui quest'oggi a parlare a voi e raccontarvi un po' dell'associazione. Quindi diciamo che il turismo è in continua evoluzione, muove numeri importanti e quindi è un settore, diciamo, che ha bisogno di personale. Il personale che è cambiato anche rispetto al passato, quindi diciamo l'ospitalità, io adesso ho in mente Lignano Sabbiadoro dove lavoro, ha bisogno di figure anche come voi che escono dalla scuola prossimamente, oppure anche di figure che hanno delle conoscenze, delle competenze. Quindi sicuramente ci può essere la richiesta di persone addette al ricevimento, quindi al front office, ma anche in cucina oppure in sala o al bar, ma direi che altri reparti hanno la stessa necessità, anzi sono reparti che hanno bisogno proprio maggiormente di personale. E quindi sono varie figure che possono anche magari interessarvi e delle quali magari non conoscevate l'esistenza.
all'interno della struttura alberghiera, ad esempio, ci può essere il reparto dell'housekeeping, quindi le persone che si occupano della pulizia, che sia tutto in ordine quando si arriva, che sia tutto pulito, a posto. E anche qui è richiesta la professionalità, l'attenzione nello svolgere il proprio lavoro e il lavoro di squadra. Infatti anche sentivo prima il fare squadra è fondamentale anche nell'ospitalità e all'interno dell'albergo, dove ogni singolo reparto lavora a sé, ma deve essere sempre in contatto e coordinato con gli altri reparti, insomma. Poi c'è ad esempio il room division, quindi le famose il booking, chi si occupa delle prenotazioni, piuttosto che della tecnologia. Ormai siamo collegati all'internet e quindi anche in albergo c'è la necessità che ci siano delle figure interne all'albergo oppure esterne come dei consulenti che sappiano di informatica. Ormai gestiamo tutto attraverso i gestionali che ci aiutano tantissimo, piuttosto che appunto il metaverso oppure il marketing, quindi tutte figure che possono essere di interesse e possono sicuramente essere ritrovate nel vostro percorso, quindi all'uscita dalla scuola, oppure, come diceva anche la collega di Abaco, facendo un passaggio successivo, quindi iscrivendosi all'università e quindi acquisendo magari delle competenze. Faccio solo un primo riferimento alla prima scuola alberghiera che è l'Istituto Maggio di Stresa, già nel 1938 l'importanza della scuola, insomma, e della comunione tra scuola e mondo del lavoro. Quindi diciamo che io sono qui in rappresentanza di questa associazione che nello specifico cerca di entrare nel mondo della scuola, quindi a scuola da voi, e portare la nostra professionalità. Quindi ricollegandomi a quello che ho sentito prima, è importante sì la conoscenza, è importante sì lo studio, però è anche importante ciò che voi siete, quello che vi piace. Anch'io faccio le selezioni del personale nella mia azienda, alla Pergola, e la prima domanda che mi viene da porre quando mi arriva un curriculum e poi contatto il candidato non è che cosa sai fare, sì ok, come si diceva prima si guarda un po' di esperienza, però sappiate che al di là dell'esperienza è importante quello che voi siete, quindi le vostre passioni, il cuore, la curiosità, gli interessi vostri, quindi al di là della scuola cosa vi piace fare, la danza, la musica, i viaggi, le letture, le letture che aprono un mondo e sono viaggi pur rimanendo fermi, diciamo, ecco. Quindi questo progetto qui che si chiama The Game, voglio solo farvi un piccolo accenno a questo, è un progetto che è stato pensato dal nostro presidente Alberto Lavogna e che praticamente porta, perché è attivo, è stato sperimentato a Lignano all'Istituto Tecnico e adesso lo stanno provando anche in Sardegna e arriverà in altre scuole italiane, porta alla realizzazione dell'apertura di una struttura alberghiera nella scuola, quindi vi fa vedere con questo progetto quali sono tutti i passaggi necessari, quali sono tutti i protagonisti all'interno della struttura, quindi dalla creazione di questo business plan alla realizzazione vera e propria e anche alla realizzazione di un piano marketing di conoscenza della struttura, passando anche però poi dai conti che sono importanti, perché alla fine deve sempre tornare un po' il numeretto, quindi il risultato. E quindi l'associazione apporta anche quest'idea, ecco, all'interno delle scuole per farvi vedere proprio e provare cosa vuol dire, insomma, realizzare e aprire una struttura alberghiera e poi farla funzionare.
Niente, io direi che ho concluso. Più che parlare, se avete piacere di avere informazioni rispetto a Vignano Sabbiadoro, alle professionalità, alle figure che sono ricercate in questo momento, e anche noi abbiamo tanto bisogno di voi, volentieri, insomma, so che dopo ci sarà occasione di rispondere, e se può essere di interesse, insomma, un po' anche la mia esperienza o dove lavoro, nella mia struttura, che è un albergo. Se vi fa piacere, insomma, sono qui per rispondere ai vostri dubbi oppure alle vostre curiosità. Ecco, mi piace di più questo. Grazie ancora. Grazie Barbara Grigo. Mentre raccontava alcune cose mi viene in testa questa vicenda che mi ha coinvolto. Allora, N anni fa l'Università di Udine ha fatto un corso particolare sul turismo, non mi ricordo anche cosa era il titolo, all'apposta universitario, curriculum tutti bellissimi, Matteo, arriva il curriculum tutti straordinario, quindi tutti bene. Allora facciamo queste selezioni, che sarò anch'io, arriva la signorina, che domande fai? Signorina, qual è l'ultimo libro che ha letto? Ce lo racconti? Un'altra, qual è l'ultimo teatro che ha visto? Era turismo però, non erano altre cose. Quindi abbiamo chiesto delle cose particolari, si può raccontare, almeno nel campo, no, perché lei diceva che letture avete fatto. Noi abbiamo chiesto questa roba qua, né più né meno. Allora, posso dire grazie a Elisa Padovani, della direttrice tour operator a Banco Biaggi, grazie a Sandro Paravan, vice direttore generale, e Ranieri Fioritto, direttore filiale idraulico della banca, Preste Stampa Friuli Venezia Giulia, grazie a Marco Grandinetti, responsabile delle risorse umane della Frappa Edilizia, grazie a Alessandro Pozzo, ufficio legale, supervisore sedie asiatiche. Mi viene da chiedere, ma con i cinesi a che ora parla? A che ora manda i fax ai cinesi? Dai fax così è visto? A che ora? Alle 7 del mattino o alle 7 di sera? No, qualcuno vada anche alle 4 di notte. E grazie a Stefania Previtero, sempre del DMP, a Cristian Tam, e grazie a Barbara Grigo dell'Associazione Italiana Ricettività e Accessibilità. Sì, bene. Ultima cosa. Ovviamente. Ce la fate? So che avete fame e aspettate i biscottini preparati dall'Eno, come si chiama, giusto? Ce l'ho. Ma prima di andare a fare merenda, la parola passa a voi. Ragazzi, noi vi abbiamo portato qui 5 aziende, di fatto, 5 possibilità di azienda. Il coraggio lo dovete avere voi, non la rispostina. Ma io la so, ma non la dico. Avrei una domanda, la faccio. No! Avete un'età per cui è il vostro momento di fare domande. Loro sono a vostra disposizione oggi. Guardate che non è una cosa da poco. E li ringraziamo di nuovo per aver accolto la sfida di venire qua a parlare davanti a voi, perché siete un pubblico difficilissimo. Infatti continuate a parlare anche se parlo io. Detto questo, sfruttateli, perché proprio adesso, dopo che faremo una piccola foto insieme a tutti quanti, mi farebbe veramente piacere che fossimo tutti qui, quindi tutte le aziende, i rappresentanti delle aziende con me, il professor Sacomando, la professoressa Polo, facciamo un attimo una foto che ci servirà per pubblicizzare questo evento e questo momento, ma dopo, là fuori, oltre ai biscotti, spendetevi, proponetevi, chiedete, fate domande, siate curiosi. Noi vi abbiamo creato un ponte, abbiamo cercato di essere un ponte. Speriamo che voi possiate approfittare e sappiate approfittare di questo ponte. Grazie.